Ora ci troviamo sull'Iston di Portogruaro in compagnia di Pietro Rambuschi, candidato sindaco per due liste civiche, Gruppo per il Cambiamento e Pietro Rambuschi sindaco. Signor Rambuschi, come sta andando questa campagna elettorale? Questa campagna elettorale direi per quanto mi riguarda molto ma molto bene, nel senso che il mio è un elettorato così definito silenzioso, quindi nessun clamore, però vedo che l'affluenza anche ai gazebi quando ci siamo insomma direi che è notevole e quindi io penso che tutto ciò rispecchi un possibile voto che sarà definito il giorno 31 di maggio. Ma secondo lei il 31 maggio, visto che ci sono 10 candidati sindaci e quindi inevitabilmente una frammentazione del voto ci sarà, avremo già il nome del nuovo sindaco oppure ci rivedremo qua il 15 giugno? Sì, beh, direi quasi certo per quanto mi riguarda che si andrà a un ballottaggio. Al ballottaggio ovviamente noi ci speriamo di essere il secondo candidato che andrà perché sembra scontato che quello diciamo, che rappresenta oggi il centro-sinistra che è Marco Terenzi sia uno diciamo, che va al ballottaggio. Stiamo lottando per la seconda posizione, tutti danno che per la seconda posizione ci siano altri candidati, che non faccio i nomi, però come ripeto il nostro è un elettorato silenzioso così definito da un famoso giornalista e noi confermiamo tutto ciò. Il mio è un elettorato silenzioso che si farà sentire solo il giorno 31 di maggio. Nel caso in cui si andasse al ballottaggio e lei per una manciata di voti non riuscisse ad andare al ballottaggio, lei pensa di apparentarsi con qualcuno sulla base anche dei programmi oppure no? Ha già avuto una mezza idea a Sì, proposito? sì, noi abbiamo già discusso tutti i 32 candidati e abbiamo definito che in base ai programmi, perché io sono il centro storico e quindi il programma deve riguardare anche il centro storico, la sicurezza cosiddetta, ma noi faremo un qualcosa di democratico, cioè tutti i 32 noi decideremo il giorno, ci troveremo già il giorno 2 di giugno per definire con quale candidato noi apparentarsi. Un'ultima cosa, per quanto riguarda, lei ha fatto accenno al centro storico, lei è tra quelli che è favorevole o contrario alla realizzazione del parcheggio interrato al Pio X? Io da sempre, come l'ho sempre detto anche in Consiglio Comunale, io non sono d'accordo per il parcheggio interrato del centro storico, quindi nell'oratorio Pio X, ma non solo, perché io sono anche convinto che la viabilità del centro storico è la prima cosa da intervenire. Da sempre, come anche il suo blog l'ha sempre messo in rilievo, io sono per l'apertura di Borgo San Giovanni e quindi un passaggio interno in centro storico, specie in questo momento di crisi.